Buongiorno a tutti, siamo sulla torre civica di Asolo, in provincia di Treviso. Abbiamo una campana in Sol 3 crescente a slancio ed è anche dotata di martello, però diciamo che questo martello deve essere, diciamo, deve essere manutentato, ha bisogno di una manutenzione questo martello qui. Il ceppo, ecco, della morellato con una specie di contrappeso che poi non serve a niente, probabilmente, e questo è il motore, andiamo a vedere tutto per intero, eccolo. E la catena è ingrassata bene, probabilmente è in manutenzione dalla Vanin di Trebasele, che non sappiamo da chi è stata fusa. Proverò a verificare, ma non credo ci sia. Ci sono delle scritte qui, perché devo inclinare lo schermo della videocamera. Ci sono queste scritte, ma non si leggono bene perché c'è davanti il martello. Bene, sentiamo la nota, anzi, questo battaglio potrebbe essere a maniglia a spatola, ma credo sia a maniglia. È un po' arrugginito, cioè, è un po' arrugginito. Così. Bene, diamogli un tocco, piano. La nota è un Sol 3 crescente. Bella, proprio bella. Questa campana suona alle 9 di mattina, a mezzogiorno, che riprenderemo anche dalla cella, e poi alle 3 del pomeriggio e anche al tramonto, non so quando, ma cosa suona? Sì, suona al tramonto, diciamo. Bene, un po' di panorami. Questo è una parte di, ecco, una parte di Asolo. Questa chiesa qui, diciamo, questa dovrebbe, non lo so, ma credo sia Santa Caterina. Dopo, se non ho detto giusto, lo scrivo in descrizione. Questo è il Duomo di Santa Maria Assunta, la croce e il campanile quattrocentesco, mi pare, con le sue 3 campane alla trevigiana sincronizzate, le bemolle 3, fuse probabilmente da De Poli, Vittorio Veneto, nel 1925, ma l'ho scritto su Wikipedia, cioè è scritto su Wikipedia che l'odierno concerto di campane fu inaugurato nel 1925. E il campanile è alto 55 metri. Bene, vediamo un altro panorama qui. Questa è diciamo, è la vallata questa, ma siccome non sono trevigiano non so molto di ste cose. Questo è il castello di Asolo.
C'è un po' di foschia là in fondo. Vediamo qui. Questa è ancora una parte di castello, vabbè, qua non c'è nessun buco che permette bene la visuale, però qui deve mettere a fuoco ma- perché tutta la parte inquadrata in fondo c'è Crespano del Grappa, un ex comune che dal 20 febbraio 2019 circa si è unito con un altro comune, ma non mi ricordo più come si chiama. Bene, là in fondo le altre montagne e basta. Ah, c'è anche sto lato qui. Un'altra, un altro, l'altra parte di Asolo. Vediamo se riusciamo a inquadrare Crespano, ma credo che sia impossibile. Dovrebbe essere al centro della foto Crespano, sì, quello è Crespano, dove ci sono le tre campane in La bemolle 2 fuse da Colbachini di Bassano, sono in La bemolle 2, calante. E basta, qua siamo ritornati al Duomo, che come ripeto riprenderemo dopo per la messa. Bene, adesso arrivederci.